Rieccoci, abbiamo parlato delle primarie di domenica del PD, adesso invece trattare l'argomento che avevo accennato prima, sono un argomento davvero scottante, che possiamo pure togliere la grafica dell'8 dicembre perché andiamo a parlare delle banche, le banche che davvero non è che stiano dando una mano all'economia e tantomeno ai piccoli imprenditori e tantomeno anche a quello un comune mortale che vuole acquistarsi una casa e non dà nemmeno più i soldi per il mutuo. Detto questo però c'è invece un fatto importante, che anche le banche sono state multate. Ora andiamo a vedere un servizio che è molto interessante, lo ascoltiamo, poi faremo vedere tutti i dati. Andiamo a ascoltarlo. Brutto risveglio per i principali distretti finanziari. Dopo le autorità statunitensi, l'ultima maximulta per i scandali LIBOR ed Euribor, la manipolazione degli indici relativi ai prestiti interbancari, arriva dalla Commissione europea. A pagare 1,7 miliardi di euro sarà un gruppo di 8 banche, tra cui l'americana JP Morgan, la tedesca Deutsche Bank e la britannica RBS. La cosa scioccante degli scandali LIBOR ed Euribor non è solo la manipolazione degli indici, che è una violazione molto grave, ma anche la predisposizione di veri e propri cartelli tra un certo numero di attori della finanza. Con la decisione odierna vogliamo trasmettere chiaramente il messaggio che la Commissione è determinata a combattere e multare questi cartelli del settore finanziario. 4 banche avrebbero formato tra il 2005 e il 2008 un cartello relativo ai derivati su tassi di interesse denominati in euro. 6 di loro avrebbero stretto invece intese bilaterali in materia di derivati su tassi di interesse in valuta giapponese. Risparmiate dall'ammenda UBS e Barclays, che hanno collaborato. Ecco, avete sentito questo servizio delle banche, quello che praticamente le decisioni sono state prese. Andiamo a vedere la tabella, invece le banche che hanno le multe che hanno preso le banche in milioni di euro, la Deutsche Bank, poi le Generali, l'RBS, Morgan, il Citigroup e l'RP Martin. E dunque vedete sono 725 milioni di euro di multe che ha preso queste banche per il motivo che avete sentito prima. Insomma, comincia a cambiare un po' qualcosa, professor Manocase, da quando le banche erano sovrane, erano potentissime, lo sono ancora, però anche loro adesso rischiano oppure no? È tutto anche questa una... Assolutamente no, perché intanto questa è un'operazione che è vecchia, quindi arrivano in ritardo e il vantaggio che hanno preso le banche nel frattempo, quindi la liquidità che sono riuscite a prendere, l'hanno già riciclata e hanno già riguadagnato la multa che dovrebbero pagare quando la pagheranno, perché hanno detto che la pagano domani mattina. Quindi hanno un tempo, e per la banca il tempo è denaro, nel senso che hanno un grosso vantaggio economico in base agli interessi. Io non credo che siamo in grado di gestire in tempo reale o di controllare in tempo reale le banche, assolutamente no. Ma in America è successo di peggio. Parliamo di 20 miliardi di dollari pagati dalla Morgan, però che aveva già guadagnato 31 miliardi di euro, quindi ha messi da parte quasi 12 e ha pagato o pagherà, con i tempi suoi, pagherà poi la differenza, ma nel frattempo ha il grosso vantaggio di avere operato sul mercato in maniera scorretta e avere, attenzione, aver creato dei danni sul mercato che sono elevatissimi. Cioè quei danni non vengono ripagati, paga la multa, ma chi è stato truffato è stato truffato. La domanda io mi chiedo, ma chi sono i proprietari di queste banche? Quando mi dicono l'alta finanza, io l'altro un giorno con il professore mentre preparavamo la trasmissione, gli chiedo, professore, chi è l'alta finanza? Mi dicono che comanda il mondo, sono in 5, ma chi sono? Cioè, non ho ancora capito se una volta si diceva era il presidente americano, Agnelli, sto facendo di nuovo Berlusconi. Chi sono questi grandi potenti del mondo che decidono l'economia mondiale e decidono anche il futuro del mondo nel bene o nel male? Adesso le rispondo prima con una battuta e dopo con una cosa seria. La battuta è questa: io non vincerò mai elezioni politiche, non siederò mai in Parlamento perché non amo il calcio, quindi non farò mai battute sul calcio. Questo la dice lunga su tante cose. Certo. La cosa seria è questa, che si dà la colpa alle banche e le banche hanno le loro responsabilità. Per quanto la colpa sia sempre degli uomini, non di una banca che è un'impresa. Ma in realtà, vede, il problema non sono le banche in sé, come non sono le lobby, i poteri forti, come vengono detto, l'alta finanza, eccetera. No, il problema è della politica. Cioè, quando la politica ha iniziato a demandare compiti che sono suoi alle banche,
o a servirsi delle banche, a servirsi dell'impresa sostanzialmente, delle banche in particolare, per diciamo, arrivare dove non voleva, non poteva o non sapeva arrivare, e ha dato il toppo al gatto. Finché il gatto ha preso il toppo e se l'è mangiato. Voglio dire, è molto semplice questo, perché la banca o le banche o la finanza, eccetera, cosa fa? Gioca in casa, gioca nella sua materia. Quindi la politica, dice lei che... No, la politica, la deficienza della classe politica, diciamo così, è la colpa dei problemi che noi abbiamo. È inutile andare... La politica, che sono venuti qua dei grandi politici, ha sempre detto che è la finanza che gestisce la politica. No, guardi, la finanza, per quanto potente sia, può comprare gli uomini, ma vuol dire che sono uomini che si vendono, quindi non è colpa di chi compra, è colpa di chi si vende, e se i politici sono venduti e corrotti, questa è colpa loro, non è colpa del corruttore, primo. Oppure la colpa è dell'ignoranza, ovvero dell'incapacità o della mancanza di coraggio per affrontare certe cose. Perché in fondo le banche si trovano a dover fare i conti con la legge, e la legge viene fuori dal Parlamento. Certo, se nel Parlamento entra gente prezzolata dalle banche, e vabbè, questo è un altro discorso, ma non possiamo dire che la colpa è la banca. La banca in fondo non è la Croce Rossa, cioè fa il suo mestiere e cerca di portare a casa il maggior profitto possibile. Anche in maniera delle volte non corretta. No, però... anche in maniera non corretta, certo. Ma quando lo fa in maniera non corretta, violando la legge, è un discorso. Quando lo fa servendosi della legge, è un discorso completamente diverso. Certo, allora abbiamo le telefonate, perché la regia mi dicono che ci sono telefonate, ne passiamo un paio perché credo riguardino il tema precedente. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, mi date l'audio, se c'è, mi fate sapere. Pronto? Pronto, mi date l'audio, non lo sentiamo in studio, grazie. Pronto, eccolo qui. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? No, non la sento, in studio non la sento lontana. La regia mi è di aiuto. Ecco qua, pronto, buonasera. Buonasera, sono Augusto. Da dove chiama Augusto? Dalla provincia di Venezia. Dalla provincia di Venezia, prego Augusto. Sì, no, stavo guardando la vostra trasmissione con molto interesse. Volevo dare un saluto al signor Cesare, che per me è un grande. E volevo dire una cosa al signor Pierpaolo Baretta, all'onorevole, come che fa a vedere la famosa ripresa nel 2014 con quanti sono 11-12 milioni di disoccupati a casa. Ma lei cosa crede alle barzellette? Sta dicendo barzellette agli italiani? O pensa che ci siano i politici, quelli attuali, che non servono a niente, che fanno i miracoli adesso? Va bene, grazie. No, un'altra cosa, sì. Ma in Italia i politici cos'è che servono? Se sono le banche che comandano, se sono Zavorra e basta. Beh, vabbè, insomma, usiamo termini. Baretta, la risposta è d'obbligo al nostro telespettatore. No, può darsi che io non mi sia spiegato bene, o che lei non abbia colto bene il senso della mia riflessione di prima, perché io ho esattamente detto che il rischio che abbiamo è che c'è una possibilità di ripresa con grandissima disoccupazione, che questo è l'elemento più difficile da affrontare. Miglioramento della situazione produttiva, ma una pesantissima situazione occupazionale e sociale. Questo è quello che ci attende nel 2014. È una contraddizione, ci sono tutte e due le cose, bisogna saperle affrontare tutte e due. Sentiamo se c'è l'altra telefonata, che li facciamo attendere poi Sarabia i nostri telespettatori. Sentiamola se c'è. Pronto? Pronto? Riprovo, pronto? Eccolo qui. Buonasera, sì, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Eleonora da Mira. Da Mira, credo, sì, prego. Ecco, noto sempre e solo conversazioni, ovunque. Secondo me questo governo si rotolerà nel proprio fango burocratico. Non c'è politica, c'è solo burocrazia. E nessuna ripresa, secondo le mie osservazioni, non ci sarà nessuna ripresa. Se le regioni non si responsabilizzeranno e non risponderanno ciascuna dei propri atti, delle proprie azioni e degli effetti della propria
è proprio autogoverno, perché è l'autogoverno di ciascuna regione che deve fermarsi, dal momento che questo governo centrale, che è a Roma, che sta a Roma e non sta altrove, non sta al nord, non sta al sud, ma sta lì, ed è corrotto e sarà sempre più corrotto. Non dobbiamo illuderci delle riprese, di tutti questi sermoni, non dobbiamo più illuderci e non cercate di illudere noi. Certo. Buonasera, grazie. Grazie. Mi sembra che Lazzarin, il pensiero ormai degli italiani nei confronti della politica non è che sia... Vabbè, la passiamo subito così e poi basta, perché altrimenti non riusciamo più a iniziare un ragionamento. Le passeremo nel prossimo break pubblicitario. Sentiamo l'ultima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, Luciano da Portogallo. Luciano da Portogallo, prego. Allora, io dico, vado sul discorso delle regioni, le spese delle regioni e province, i politici che abbiamo a Roma e di Sesto, perché non fanno una legge dove dicono che quando viene beccato uno con le mani nella marmellata va mandato a casa e i soldi che ha maturato della pensione va sequestrati, va dati allo Stato, non più a loro? Prima cosa. Seconda cosa, quella delle banche, le banche devono fare le banche. Noi abbiamo troppi politici dentro che lavorano con le banche dentro al Parlamento. Quella gente là non devono essere, uno che va a fare il banchiere non deve fare il politico. Certo. Uno che ha qualcosa non deve fare il politico. Il discorso è questo, non si può mandare avanti le banche che vanno gestite dai nostri politici. Quando che uno viene beccato con le mani nella marmellata, va mandato a casa, va arrabbiato e mandato a casa, certo. E si toglie i soldi della pensione che ha maturato, va dato allo Stato. Grazie. Certo, grazie. In effetti su questo fatto, Baretta, vorrei prendere, anche vedendo trasmissioni a livello nazionale che fanno vedere qualcosa di interessante, che tanti statali lavorano nei comuni di città importanti, timbrano il cartellino e poi se ne vanno via per gli affari loro e il sindacato non li licenzia, all'aeroporto hanno rubato le borse e il sindacato non le licenzia, cioè voglio dire, sarebbe da discuterne qui in maniera approfondita, perché c'è un comportamento che non è sicuramente dei migliori. Lazzarini, allora, nel concetto che stavamo parlando prima, la politica sicuramente non è molto amata e, come diceva il nostro giurista, sono i politici che devono sistemarla, soprattutto dalle banche, che sono quelle che danno economia e danno respiro alle aziende. Dovrebbero. Io credo che c'è qui la politica, allora, perché adesso la politica non ha funzionato, i politici non funzionano, i politici sono tutti ladri, i politici, cioè è una classe cioè le generalizzazioni credo che non servono e non pagano nessuno, no? Perché purtroppo è vero che noi abbiamo un esempio bruttissimo, nel senso mi sembra che su 21 regioni 16 ci sono indagini appunto per comportamenti sicuramente... Diciamo che sono tantini. No, sono tanti, su 21, 16, diciamo che insomma vuol dire che qualcosa non ha funzionato, come abbiamo visto pizzicato, insomma, politici di destra, sinistra, centro, insomma di tutti i partiti, insomma, che si sono comportati non in maniera buona, insomma non si sono comportati bene, poi quindi c'è quindi questo controcircuito che è questa antipolitica totale, che abbiamo visto insomma gli effetti che ha avuto con il 5 Stelle, cioè un movimento insomma che è nato così, senza tra virgolette né arte né parte, insomma, che ha avuto quei numeri insomma che ha, e quindi è chiaro che un problema c'è, un problema che va perseguito, e io mi riferisco anche a una telefonata che ho appena sentito. C'era nel famoso legge delega sul federalismo, la legge 42, sicuramente l'onorevole Brunetta se lo ricorda, c'era un principio che era il principio che chi... Onorevole Baretta, sì. No, perché dopo avremo anche l'intervista di Brunetta, Galan... Baretta, ho fatto anch'io. No, dicevo, c'era il principio che chi è... ho ripagato... chi di Brunetta ferisce, di Baretta perisce. Riesce ad alzarsi il microfono perché è messo male verso di lei, se riusciamo...
a sistemarla. Era il principio che chi veniva, cioè non si comportava bene, creava deficit, disavanzi eccetera, non era più neanche ricandidabile, non poteva neanche più ripresentarsi per nessuna carica, e credo che questo sia un principio sacrosanto, nel senso, se una volta uno produce nel proprio ente, che sia provincia, regione, ente pubblico, disavanzo, problemi insomma importanti, deficit e quant'altro, credo che sia il minimo il buon esempio, oppure viene, come viene più volte anche citato, preso con le mani la marmellata. È chiaro che questo non deve neanche più essere ricandidato, ma non solo dal proprio partito, perché questo dovrebbe essere un'etica generale, ma proprio non ci devono essere gli strumenti legislativi per cui insomma questo non può essere più ricandidato in nessuna carica per tutte quelle che sono appunto le varie vicissitudini che l'hanno visto coinvolto, e questo credo che era un principio sacrosanto. Però poi sappiamo com'è andata con la legge delega sul federalismo, allora questa è stata una questione insomma che è andata un po' nel dimenticatoio, e credo che andrebbe bene se fosse ripresa. Per quanto riguarda invece le banche, allora le banche chiaramente non hanno aiutato le imprese, cioè non hanno aiutato le famiglie, le imprese, e i casi di suicidi anche che abbiamo avuto qui e che continuiamo a avere anche qui nel nostro ma la domanda è: la territorio, politica, come diceva, non può fare qualcosa in questo senso? La politica deve legiferare, quindi deve creare gli strumenti perché ci siano i controlli, perché ci sia un'equità nei trattamenti, perché non ci siano comportamenti che siano comportamenti leciti, che siano comportamenti appunto che vadano nella direzione anche di aiutare chi in questo momento di difficoltà ha bisogno. Cioè la politica deve legiferare, deve mettere in atto gli strumenti per superare quelle che sono queste difficoltà. Questo è il compito della politica. Perché non lo fa? Ma allora non lo fa perché, allora ritorniamo, troppa burocrazia, troppe lobby, troppi interessi, troppo tutto probabilmente. E perché la politica non sistema tutto questo anche? Perché probabilmente si tratta di una politica che non ha gli strumenti, cioè che si è dimostrata incapace forse adesso, però è una politica che non ha neanche avuto in molti casi anche gli strumenti per farlo, perché poi bisogna avere comunque maggioranze forti, bisogna avere comunque... Quando eravate al governo col PDL avevate una maggioranza forte. Certo, ma io non nego mica, c'è stato un momento in cui effettivamente si potevano fare delle cose, non siamo riusciti a farle, cioè la mettiamo in maniera molto limpida. Per quale motivo? Grazie. Molto semplicemente, secondo me, come è stato detto prima da chi mi ha preceduto più volte, è una sostanziale presa d'atto che la politica non fa il suo ruolo. Ovvero, prima diceva Rudy Di Marco, no? Tutte cose di principio corrette, ma bisogna anche darci un'aria perché bisogna dare anche una soluzione. Una volta veniva fatta una classe dirigente e veniva selezionata. C'era una scuola di formazione, i vecchi partiti. Tanto. Ultimamente, tra cui anche il sottoscritto, ma penso quelli che si sono impegnati in politica negli ultimi 20 anni, questa cosa è un po' mancata per una volontà dall'alto di non selezionare la classe politica. Stesso vale per quanto riguarda la attuale, o meglio, la decaduta legge elettorale che di fatto faceva scegliere per un principio assoluto di governabilità, quindi di non caduta di governo, di quant'altro, quindi di una maggioranza bene o male che si dovesse sempre garantire, quant'altro, cosa che infatti non è avvenuta, specialmente adesso con le scissioni dei partiti, soprattutto del centrodestra, ma una scelta senza una logica che fosse quella del partito regionale. O meglio ancora, un partito, secondo me, voglio dire, quando bisogna accusare il perché della politica non ha risolto i problemi, io direi invece perché la politica li ha aumentati, perché le persone che dovevano farlo non lo hanno fatto. E allora chi dovremmo imputare? Quelli che avevano il ruolo per poterlo fare. Mi pare che negli ultimi 20 anni in Parlamento almeno un 60% siano le stesse persone che c'erano 20 anni fa. Cioè quelli che dovevano risolvere i problemi non li hanno risolti. Questa legge elettorale, la selezione della classe politica in tutti i partiti, tutti, chi più chi meno, vediamo anche nei nostri parlamentari, sono sempre più o meno gli stessi, a volte saltano un mandato, a volte saltano due, ma sono sempre quelli, c'è un ricambio molto basso. Io credo, se una legge elettorale futura, a mio avviso proporzionale e con voto di preferenza, perché anche se c'è il rischio del Batman di turno, bene o male, c'è anche il rischio della possibilità di selezione da parte della base e non soltanto collegio uninominale come avviene in provincia, quindi scelto sempre dal partito.
perché se nel partito potessi sceglierlo io, bene, ma se viene imposto dall'altro, no? Salmaso, dopo parliamo della legge elettorale, ritorniamo invece Volentieri. a parlare delle banche, che è il tema di questo momento, cioè... io ho notato una cosa molto, molto carina. Intanto, per 3 volte devo dare ragione e condividere il professor Casa, nel senso che è uno specchietto delle allodole, nel senso che fa vedere ai cittadini che anche le banche vengono colpite, in realtà quando le banche hanno già portato quasi tutto, o addirittura guadagnato su quello che dovrebbero invece pagare per l'errore, o meglio la malizia utilizzata. Uso il termine malizia in senso lato, non in senso stretto. Seconda cosa, ha notato le prime 5, sono proprio le banche che appartengono a quei paesi, Germania, Francia, che fatalità noi le assimiliamo da un certo punto di vista economico-finanziaria a quelle che muovono la finanza nel mondo. La Germania per quanto riguarda l'Unione Europea e con la Francia che ovviamente è la seconda, la JP Morgan che se si ricorda qualche anno fa con lo scandalo della Merrill Lynch e anche delle famose obbligazioni Lehman Brothers ha avuto un ruolo sostanziale anche nella scelta, nella valutazione di certe selezioni di banche. Io magari ci metto anche qua un po' di presunzione di malizia. Ricordiamo ad esempio che la Banca d'America, ma è successo prima, ha diciamo, salvato sostanzialmente le Merrill Lynch, perché se no andavano in default esattamente come le Lehman Brothers. Allora io dico, la politica è corrotta dai poteri forti, chiamiamoli così in senso lato, o viceversa i poteri forti sono corrotti dalla politica. Secondo me invece c'è un connubio tra le due cose, perché alla fine, ripeto, chi ha il potere di cambiare, qua condivido col giurista, sono i politici, e se non lo fanno vuol dire che bisogna cambiarli. Cesaro, non l'avevo rassegnato Cesaro, rispetto alle ultime puntate. No, ma hai rassegnato. L'avevo rassegnato rispetto alle ultime puntate. Io ho rassegnato. No, ma sta scherzando? Sto ascoltando. Sì, no, ma in generale mi è venuto questo pensiero. No, ma guardi, quando parlano di banche mi viene una sorta di orticaria, no? Allora devo stare anche un po' attento, se no mi comincio a grattare e sono anche antiestetico. Anche se non mi gratto, lo dice qualcuno, ma poco male. Io penso che prima diceva, ma perché la politica non fa delle leggi? Ma scusi, provi a lei a chiedere un cappone se vuol fare 3 volte il Natale. È normale che non fanno queste cose qua, perché il ministro dell'onorevole Baretta, mi pare si chiami Saccomanni, no? È un banchiere. Cioè un banchiere. Quando mai in Italia, in un paese normale, ci deve essere un banchiere che gestisce l'economia? Ma lei capisce che è una contraddizione in termini? Ma io non ce l'ho con Saccomanni, che neanche fortunatamente o sfortunatamente conosco. Ma non è pensabile che chi gestisca l'economia in un paese normale, che ha fatto della produzione industriale, del marchio, del Made in Italy il suo fiore all'occhiello, sia un banchiere? Cioè, ma può esistere? Prodi, che era un funzionario, era un vicepresidente di chi era? Della JP Morgan, una roba del genere, della Goldman Sachs. Sono tutti banchieri. C'è un connubio, una commistione fra politica e finanza che non ha più ragione di esistere. Ma prima il professor Case faceva un riferimento che se l'avessi fatto io mi avrebbero già arrestato la Digos qui fuori, però lui ha citato il passato, no? E ha detto com'è che sono state gestite determinate storture in quello che non funzionava nello Stato, in maniera non propriamente democratica, mi pare di aver capito, no? Cioè lei parlava di 80 anni fa, 90 anni fa, perché è arrivato uno e ha detto non mi va sta roba qua, c'è troppa burocrazia, da domani mattina la cambiamo, e c'è riuscito a cambiarla. Però non è che dobbiamo ambire o pensare che questa sia la soluzione di tutti i problemi, perché sennò allora veramente non serve più nessuna legge elettorale, ci pensa uno solo e questo qui decide. Anche se in Italia c'è molta gente adesso che sta pensando veramente quello che prima sembrava essere Berlusconi 20 anni fa, a una sorta di, non dico uomo forte, ma una sorta di definizione di questi problemi che, Borile, è da quanti anni? Da 11 anni, 12 anni che io partecipo a questi salotti televisivi. Diciamo sempre le stesse cose e gli italiani, anche l'Italia, ma soprattutto gli italiani, stanno morendo. Sono quasi morti. Cioè in Italia diciamo che abbiamo disoccupazione del 13%, fittizia. La vera disoccupazione in Italia, perché bisogna considerare anche il tasso di occupazione, che in Italia è circa il 56% e in Austria, non in Giappone, in Austria è il 70%, per cui abbiamo un gap del 14% che sommato al 13% vuol dire che 27% di persone in Italia non cercano neanche più lavoro, oppure quelle che lo cercano non lo trovano. Queste sono le risposte che la politica dovrebbe dare al popolo che l'ha votata.
Ma la politica, guardi Borile, quello che voglio dirle io, che non è che la politica non voglia dare le risposte, i nostri politici non vogliono, è che dal mio punto di vista, è absit in iura verbis, è che non sono in grado di dare le risposte. Salmaso parlava di preparazione, io penso che sia una sorta, poi lei diceva a me, no, quando mi ha invitato a parlare, che sono un po' rassegnato, mi sembra che sia la politica rassegnata a questa involuzione. Finisco, l'articolo 47 della Costituzione recita che la politica, che lo Stato, che la Repubblica, che la nazione deve governare, controllare, definire quello che è il sistema creditizio. Da noi succede esattamente il contrario, è il sistema creditizio, sono le banche che controllano, disciplinano e coordinano la politica. È qui, è da quando la Banca d'Italia non ha più la facoltà di stampare denaro che è successa sta roba qua. Noi siamo ricattati, noi siamo ostaggio delle banche. Finisco sul serio. Le banche acquistano il denaro allo 0,50%. Negli ultimi, il sottosegretario lo saprà, negli ultimi 2-3 anni la Banca Centrale Europea ha inventato 300 miliardi di euro che ha distribuiti alle banche. In Italia hanno comprato questo denaro, per finta, allo 0,50, invece di dare i soldi alle famiglie, alle imprese, si sono comprati i buoni del tesoro, i certificati di credito al 5 al 6%, e la politica sta zitta. Ma questo, se mi concede, è un colpo di Stato, cioè non penalmente perseguibile, però moralmente è un colpo di Stato. Se assistono inefficienti e non riescono a fare niente e noi stiamo morendo, perché io sono un imprenditore, lei lo sa che faccio l'imprenditore, io vado a comprare il denaro al 6%, le banche che dovrebbero prestarmelo lo comprano allo 0,25, allo 0,50% e non me lo danno comunque perché hanno altri interessi, si comprano i CCT sui quali noi dobbiamo pagare gli interessi con il nostro sudore, ma soldi veri allora, loro comprano, si fanno regalare soldi falsi e noi li paghiamo per veri. Adesso mi sto riprendendo un pochettino. Sei ripreso, Cesaro, sei ripreso complimenti. No, ma parliamo delle banche, è come parlare, non so. Pierpaolo Baretta, poi faremo vedere delle schede che ha preparato il professor Nocase dopo l'intervento di Pierpaolo Baretta. Su questo ragionamento, in effetti è vero, le banche hanno preso soldi dalla Banca Europea e non le hanno date a chi ne aveva bisogno, le hanno tutte loro per i propri interessi. Tanti mi dicono le banche, onorevole Baretta, sono strapiene di soldi, tanti mi dicono le banche sono tanto in difficoltà. Qual è la reale situazione delle banche in Italia? Sono davvero in difficoltà o sono piene di liquidità? Ma intanto potremmo anche prendere in considerazione l'idea che con quei soldi che hanno avuto dalla BCE e che in parte secondo me è vero avrebbero dovuto andare anche alle famiglie, all'economia reale, con l'acquisto dei BOT CCT forse si è impedito il fallimento dell'Italia che era pronta a fallire, non dimentichiamocelo mai, da qualche parte bisognava arrestare quella spirale che si era innestata nella seconda metà del 2011. Però ipoteticamente, la interrompo per un ragionamento che facevamo qui, professor Nocase mi puoi aiutare se lo sbaglio a fare. Se la BCE avesse potuto dare alle imprese i soldi, le imprese pagavano i debiti alle banche, il giro di soldi sarebbe stato che le imprese sarebbero state aiutate, le banche avrebbero avuto... La mia opinione non è tanto il primo giro, che io penso che sia stato anche utile. La mia opinione è sulla restituzione, cioè adesso il periodo di restituzione, perché questi soldi sono stati prestati, no? e ritornare, allora sì sarebbe stato giusto contrattare, qualcuno di noi l'ha proposto, con la BCE, che il ritorno indietro passasse attraverso le imprese, quindi si poteva fare entrambe le operazioni. Dopodiché qual è la situazione reale delle banche? Guardi, il problema vero è che la crisi pone un problema di insolvenza. Io non credo che le banche siano senza soldi, credo che ci sia che siano preoccupate, a torto e a ragione, questo lo discutiamo, dal rischio di insolvenza. Cioè le imprese dicono le banche non ci danno liquidità, le banche dicono no, non è vero, non abbiamo richieste. Non è vero che non ci sono richieste, le richieste ci sono e tante. Le banche sono preoccupate che i soldi che prestano non tornino indietro perché c'è la crisi. Noi abbiamo fatto nella legge di stabilità una proposta che farà discutere, ma che è quella che consente di evitare il rischio di insolvenza per favorire di aprire il rubinetto. Poi volevo dire che noi abbiamo chiesto alle banche di anticipare il 130%
di quanto dovevano dare il prossimo anno per affrontare il problema della seconda rata dell'IMU, quindi qualcosa si può fare. Guardi, io ho un amico... Sì, però la rata dell'IMU serve a pagare le banche. Cioè, è stato innescato un meccanismo rovescio. La rata dell'IMU intanto serve che i cittadini non la paghino, perché questa è la, Vabbè, questa è la solita, diciamo, è la canzone che si ripete ogni volta, molto bella, è come O Sole Mio, no? Ogni volta che la canto mi piace, però alla fine, quando è finita, rimango sempre quello che sono. Certo. Qui invece ti raccontano che l'IMU c'è, l'IMU non c'è, ma a che cosa serve l'IMU? A pagare le banche. Perché lo Stato è diventato l'esattore dei cittadini per pagare le banche. Perché il signor Draghi ha messo in piedi un meccanismo perverso, il contrario di quello che è normalmente il meccanismo per superare una crisi, ma l'ha fatto consapevolmente e scientemente. Per aiutare le banche? No, perché il signor Draghi è eletto dalle banche. Appunto, per aiutare le banche, quindi. No, mi scusi. Se io assumo una persona farà quello che voglio io, giusto? No? Certo. E quindi il signor Draghi fa quello che vogliono le banche. Non è che il signor Draghi fa un'altra cosa. Allora, per drenare denaro per le banche, va bene, è stato messo in piedi un meccanismo. E questo è il meccanismo. È chiaro che lo Stato ha problemi, ma non possono essere le banche che si avvantaggiano di questi problemi. Si fa il percorso rovescio. E allora si dà i soldi ai cittadini al 0,2%, che sono obbligati a chiudere i loro debiti. E quando un imprenditore è privo di debiti, primo, non si ammazza, seconda cosa, gli viene un coraggio della Madonna. E dopo si rimette sul mercato, perché la sua passione è fare azienda e non essere umiliato dalla banca. Andare a pietire, ma lei cosa ha? Manco se gli porti la casa e i campi ti danno quei soldi. Questa è la realtà, quella che io vedo tutti i giorni, quotidianamente, ma non ci vanno nemmeno più, perché sono umiliati dalle banche, e le banche hanno il cervello all'estero, e quando va l'imprenditore veneto a chiedere alle banche non gli danno retta, perché quello che sta seduto davanti a lui non ha nessun potere. Perché deve chiamare Milano, che chiamerà da un'altra parte, e alla fine Milano sa, in questo momento la situazione è questa. Questa è la realtà, non è polemica. Provate, è realtà. Andate. Mi fa venire in mente... Quello che io vorrei far vedere, invece, è perché succede questo meccanismo. Le facciamo vedere, c'è Rudici. Prima di entrare volevo fare una mezza, non una barzelletta, una storiella su quello che ha detto il professor Manocase, che la gente è umiliata dalle banche. Un giorno uno che era umiliato dalle banche ha preso il Superenalotto e ha preso 40 miliardi insomma, di lire, e questo qui tutti i giorni chiamava la banca e diceva vorrei sapere il mio conto e gli interessi. Ogni mattina alle 10 chiamava la banca, finché a un certo punto l'impiegata si è arrabbiata e ha detto ma cosa mi chiama tutte le mattine per chiedere il conto? Quando li avanzavate voi mi chiamavate anche 2 volte al giorno, adesso che io vi chiamo tutti i giorni. Era una battuta per ricordare dell'umiliazione, che ha ragione il professor Manocase su quello che stava dicendo. Questa è una storia corretta. No, allora, alcune precisazioni, perché lei ha detto che condivide in termini teorici quello che dico, ma non vede il sostrato pratico. No, c'è un sostrato pratico proprio nella teoria. Cioè, se uno non sa che cosa deve fare, non può neanche comprare i ferri del mestiere. Se lei va dal maniscalco a fare il ferro per il cavallo, lui deve sapere che zoccolo ha, altrimenti non sa neanche da dove cominciare. Quindi il discorso teorico non è un discorso delle nuvole, è un discorso della realtà. Non posso entrare solo in tutto. No, e quindi la sua proposta quale sarebbe per far imparare i politici la politica? No, perché l'ho sentito 2 volte e non l'ho sentita. No, io l'ho detta, forse non l'ho colta. O forse si è spiegato male, dipende. No, non credo di essermi spiegato male. Certo. Poi la politica non ha i mezzi, no, la politica non ha gli uomini, che è molto diverso. E gli uomini della politica non sanno che cos'è la politica. Giusto. Allora, vede, lei mi dice quali sono gli strumenti. Gli strumenti non sono... sono anche quelli che dice lei, il percorso, il cursus honorum all'interno dei partiti, facciamo perché dobbiamo essere preparati. Sì, certo, preparati. Sì. Esatto. No, il cursus honorum è un'altra cosa. Sì, lo so benissimo, ma era ovviamente per rendere l'idea.
Il problema è che, vede, se noi siamo preparati a fare una cosa sbagliata, siamo abili nel fare una cosa sbagliata. Questo è. Se lei milita all'interno di un partito che l'ha imposta in un certo modo, cioè in un modo sbagliato, lei arriverà poi a sedersi in Parlamento a fare cose sbagliate. Lui ha detto una cosa, lei, il professore, ha detto una cosa sacrosanta, se io stipendio uno, lui deve fare quello che voglio io. Se il politico è corrotto, il politico fa quello che corrompe gli ordina di fare. Vede, il problema è nella morale. Il problema è nella morale. Questa però, questa idea che c'è una politica corrotta e una... Guardi, io non sono corrotto da nessuno, facile fare il profeta non in patria. Io non ho detto che la politica è corrotta, io ho detto che ci sono uomini corrotti che siedono in posti di potere, alcuni uomini corrotti, e siccome il sistema è democratico, e vedendo i risultati devo dire la maggioranza, perché se non sono corrotti sono incompetenti. Scusi. Su questo sono d'accordo anch'io. Perfetto. Allora, che è anche peggio. Secondo me, esatto. Quindi quando io dico che la politica non è che alla politica manchino i mezzi, ma mancano gli uomini, intendo dire questo, perché i signori che sono nelle fotografie là, evidentemente sono persone le cui idee si possono condividere o non condividere, ma avevano una visione ovviamente del partito e della politica, quindi del loro ruolo, che era un po' diversa da quella della maggioranza degli attuali politici. Andiamo a vedere. No, un momento, sì. Un'altra cosa volevo dire. Il discorso delle banche. Allora, io non faccio l'avvocato, Volevo però tantomeno... Un secondo, 3 secondi. Non faccio l'avvocato, tantomeno quello delle banche. Ma la banca è lì per fare i suoi interessi. La banca non è un ente chiamato a fare carità, a dare una mano, ad aiutare. La banca non lo farà mai, perché la banca ha uno scopo che questo mese guadagna 100 e il prossimo tende a guadagnare 110. Non lo farà mai se non ha qualcuno che glielo impone dall'alto. Va bene, però l'Europa ha aiutato la banca e non l'imprenditore. L'Europa ha aiutato la banca e non l'imprenditore, questo è indiscutibile. Per salvare l'Italia, come diceva giustamente. Ma non è che l'Europa sia un'entità astratta. D'accordo, andiamo a vedere il professor Mano Casa, adesso vi spieghiamo la situazione delle banche e per quale motivo sono arrivato a questo punto. Professor Mano Casa, allora, partiamo da un fatto. Che il 27 novembre di quest'anno è stato fatto un decreto proprio un attimo prima della defenestrazione del presidente Berlusconi, e da qui nasce la necessità di far vedere la gente, perché è passato praticamente inosservato, far capire alla gente, perché noi vogliamo sempre parlare ai nostri telespettatori, i nostri contrasti, le nostre chiacchiere devono servire ai telespettatori per capire qualcosa di più e avere contezza di quello che sta succedendo. Allora, abbiamo una Banca d'Italia qui, abbiamo il grafico. Ecco, qui lo vediamo in video, eccola qui. Ecco, abbiamo la Banca d'Italia che praticamente è quella che controlla sempre meno, perché adesso sarà la BCE che controllerà sempre di più le banche, e quindi le banche italiane. E la vecchia funzione della Banca d'Italia era di controllare le banche, ma stranamente pochi sanno, dei nostri telespettatori, che le banche controllano la Banca d'Italia. E di conseguenza è come se io, perché sembrerebbe quasi una cosa normale, è come se io fossi controllato dalla Guardia di Finanza, e stranamente sarei anche quello che controlla la Guardia di Finanza. Il generale della Guardia di Finanza, è come se fosse un generale della Guardia di Finanza. Quindi per capire, questo è un meccanismo perverso, no? Quindi non c'è un terzo, sono loro che si ricontrollano tra di loro. Ma vediamo a che punto siamo arrivati in Italia. Andiamo avanti con la seconda videata. Se le banche sono quello che sono, lo abbiamo perché Banca d'Italia controlla Banca Intesa e Unicredit, che a sua volta Unicredit e Banca d'Italia controlla, cioè Unicredit e Intesa controlla Banca d'Italia per il 64,62%. Forse riesce anche a influenzare l'elezione del Presidente della Banca d'Italia o no? Un attimino. Solo un attimino. Lasciamo pure il video perché è interessante. Banalmente. Allora, se noi ci domandiamo perché le banche si muovono in una certa maniera, ne abbiamo contezza.
stiamo muovendo la Guardia di Finanza, perché noi siamo il generale, come diceva giustamente, siamo i generali della Guardia di Finanza, e quindi noi, quindi Banca Intesa e Unicredit, ma poi non solo queste due, certo. Io ho portato l'estremo, cioè 2 banche sole hanno già il 64%, poi tutte le banche partecipano per che l'Inps dovrebbe avere il 5% della Banca d'Italia. 94 mi pare. 94%. Sì, c'è l'Inps e l'INAIL che ha il 5%. Se posso aggiungere solo per avere ancora più chiarezza in quello che lei ha esposto molto chiaramente. Il controllo vuol dire che sono azionisti, che la Banca d'Italia appartiene a queste banche qua. Sì, ma la Banca d'Italia, che tutti pensano che sia una cosa nazionale, la Banca d'Italia è nostra. Sì. No, era nostra una volta, sì. Adesso è al 94% delle banche private, e la Banca Centrale Europea, che è formata dalle banche centrali dei vari paesi, è privata pure la Banca Centrale Europea. Finisco. La Banca Centrale Europea stampa il denaro che vende a noi come denaro vero, e a 100 euro che noi paghiamo, 100 euro più gli interessi, a loro costano 2 centesimi, 5 centesimi. Quanto costa un pezzo di carta per stamparci sopra 100 euro, 200 euro, 50 euro? Questo è l'uovo di Colombo. Quando risolveremo sta faccenda qua, allora non ci sarà più nessun ministro o sottosegretario che dirà: se non c'erano le banche che compravano i bot, noi saremmo falliti. Un cavolo, uno Stato non può fallire. Uno Stato non può fallire. Non è mai fallito una volta uno Stato nel mondo. Se la Grecia fosse fallita, sottosegretario, la Grecia sarebbe fallita come pensate voi di far fallire uno Stato, o che uno Stato possa fallire? Sarebbe stato il primo paese dell'Europa che si sarebbe salvato. Questa è la realtà. Avanti, se noi non torniamo alla nostra lira, al sesterzio, al ducato, noi saremo finiti. Ecco. O no? Sì. Ducato inteso non come il Fiat, inteso come allora, la moneta. Se posso confortare, se posso confortarle sul Ducato, quando Vasco da Gama fece la circumnavigazione dell'Africa, arrivò in India. E sapete che moneta usava l'India? La maggior parte usavano il grosso, che era la moneta veneziana d'argento, e il ducato d'argento. Rimase allibito. Ecco, questa era Venezia. Venezia a quell'epoca gestiva il 15% di tutto l'oro esistente sul mercato. Allora, questa è la premessa, così i nostri telespettatori, io parlo sempre ai telespettatori, tanto queste cose voi le sapete, e questa è la premessa, perché cosa succede il giorno 27? Cambiamo la grafica, naturalmente, e la Banca d'Italia cosa fa? Guardiamo la parte centrale, rivalutazione, non aumento di capitale, rivalutazione delle riserve della banca con le proprie riserve, non con apporto da parte, in questo caso Banca Intesa e Unicredit, e dice: siccome è troppo basso il valore, quindi io con le mie riserve aumento il valore, e automaticamente Intesa e Unicredit aumentano il valore del loro 64%. Andiamo alla parte... No, c'è l'eccesso. Scusi. C'è l'eccesso, sì, non l'avevo visto. Allora, cosa succede? Che siccome le banche, secondo questa, devono avere solo il 5% della Banca d'Italia, e loro hanno un eccesso, ma questo eccesso nasce dalla fusione che è avvenuta in tempi non sospetti di tutte le altre banche, e quindi c'è questo accumulo della proprietà dell'azionariato della Banca d'Italia. E quindi cosa fanno? Aumentano il capitale e hanno uno spread di 2, 3, 4 miliardi improvvisamente, cioè si trovano in tasca 4 miliardi, non è ancora stata definita, 7. credo. 7? Ecco, ma in tutto 7. Ma solo Banca Intesa Unicredit? No, solo Banca Intesa, sì. No, 7 tutti. 7 in tutto. Quindi in proporzione il totale dell'operazione è 7, solo queste due piccole banche italiane se ne agevano da 2, 3 a 4 miliardi, credo che non sia stato definito. Ma siccome non possono avere questo capitale, questo azionariato, quindi lo devono vendere, ma nessuno lo può comprare, perché chi è che va a comprare? Nessuno ha una banca tanto forte, e al massimo può vendere il 5%, ma le altre sono già coperte, e quindi lo riacquista la Banca d'Italia. E quindi cioè la banca fa la rivalutazione
rivaluta le quote delle altre e al prezzo di rivalutazione, non prima ma dopo. Viene venduta alla Banca d'Italia e queste si portano a casa improvvisamente, così, d'emblée, no? L'IMU. Guarda che bello. E adesso andiamo avanti al prossimo. Andiamo avanti con l'altra pagina, chiedo alla regia, eccola qui. Le banche sono detassate di 900 milioni. In questa operazione devono essere tassate, avere una tassazione, perché c'è questa rivalutazione, e questo decreto, e parliamo di ieri, l'altro ieri, non parliamo dei governi precedenti, non parliamo di Fanfani, Andreotti, di quella gente lì, parliamo dell'altro giorno, cioè il governo Letta. 900 miliardi, pare a circa metà della seconda rata dell'IMU, che vengono detassate le banche. Le banche si trovano con 4 miliardi di euro e vengono pure detassate. No? Andiamo avanti al prossimo. Prossima pagina, dovrebbe essere credo l'ultima. Ma la Banca d'Italia non le vuole tenere, quindi propone alla BCE, che sembra che, secondo Saccomanni, che ha dato il suo benestare, sia in grado, e la Comunità Europea dovrebbe accettare, di vendere il 54% che la Banca d'Italia ha comprato dalle 2 banche italiane, e quindi tornano a casa i soldi che abbiamo detto prima. C'è un altro dettaglio che non riesco a capire, perché se la BCE entra col 54% del valore della Banca Italia, ci hanno preso per i cosiddetti, mi pare. Giusto un attimino. Poi magari mi sfugge qualcosa, ma questa è una cosa che mi lascia leggermente preoccupato. Onorevole Baretta. Dunque, intanto credo che, adesso non mi ricordo la data esatta, ma credo che la rivalutazione fosse bloccata dal 1946-48, quindi da questo punto di vista credo che fosse di 360 milioni e l'ha sì, portato era a 7 bloccata la miliardi. rivalutazione, sì, è vero, quindi vero. da questo punto di vista c'è una logica. La seconda, quindi non vedo niente di tragico in questo. La seconda cosa è che un'operazione di questo tipo andava risistemata. Ma con che soldi è stata rivalutata? No, l'ha spiegato lei il meccanismo? No, con i soldi della Banca d'Italia, sì. non con i soldi delle banche. Ma no, alla fine del giro le banche vedono rivalutata la propria quota perché era bloccata come in qualsiasi società per azioni. Non pagano le tasse? E quindi ne ricavano un beneficio. Il risultato però è che oltre a questo blocco di rivalutazione a tanti anni, nel decreto è anche previsto che possono entrare come soci della Banca d'Italia anche nuovi soggetti italiani e anche di carattere europeo, comprese le assicurazioni, le fondazioni e i fondi pensione. È la stessa cosa, siamo sempre lì. No, fondi pensione è un'altra cosa, enti di previdenza è un'altra cosa. In qualche modo la vera novità è che la Banca d'Italia non è più soltanto proprietà delle banche, ma può diventare un soggetto più ampio. Tema peraltro molto delicato, perché comunque la Banca d'Italia resta la Banca d'Italia pur nel quadro europeo, però diciamo che per correttezza di informazione questo circuito che si chiudeva in se stesso, Banca d'Italia banche, Banca d'Italia banche, oggi si apre alla possibilità che nuovi soggetti, ovviamente non tutti perché si tratta della Banca d'Italia, ma enti previdenziali, fondi pensione, fondazioni, possano diventare soggetti che acquistano le azioni per un massimo del 5%. Io consiglio a tutti questi soggetti di farlo, perché a questo punto avremo anche un controllo più democratico di una struttura che ha questa, diciamo, rilevanza. Questa novità è stata introdotta dalla politica. E perché la politica, onorevole Baretta, non dà una mano perché queste banche che hanno preso tanti soldi diano un contributo degli imprenditori invece che si ammazzino, che non hanno il mutuo? Guardi, le stavo dicendo prima, onorevole, ho parlato proprio oggi pomeriggio con un amico che vende case, vende appartamenti, ha venduto 6 appartamenti nuovi, non ha potuto chiudere il preliminare contratto perché la banca non ha dato il mutuo agli acquirenti. Mi domando,
perché la banca può salvare l'Italia, come ha detto lei, non come dice Cesare, ma come ha detto lei, e le banche non possono salvare gli italiani. Cioè, mi domando perché non fanno questa operazione e la politica non permette questa operazione. La decisione che le ripeto abbiamo fatto nella legge di stabilità, e cioè sulla quale c'è anche un consenso ampio, direi, che è quella di fare un fondo di garanzia pubblico per il quale, se un'azienda è insolvente, la banca gli dia pure il credito, perché alla fine ci sarà una garanzia pubblica per poter evitare che onorevole, ci sia. ma mi scusi, io apprezzo la buona volontà, ma se lo Stato, cioè voi, quelli che dovete dare il fondo di garanzia, non pagate 80-90 miliardi di euro? Lei sa benissimo che sta dicendo una cosa sbagliata, cioè, perché sa anche che questo percorso è iniziato, sì, ma e sono dire... stati cioè la storia è 2000 anni, sì, adesso parliamo delle cose di adesso. Sono stati immessi 17 miliardi. Dovevano ancora essere erogati del tutto questi 17 miliardi? Tutto forse. Però mi posso dire una cosa, onorevole? No, ma se io avanzo 10.000 euro da un mio cliente, no? E questo cliente mi dice, e li avanzo da 2-3 anni, questo cliente mi dice, non preoccuparti, intanto ti pago di 10.000 euro, te ne pago 1.700. Io fallisco nel frattempo. Lei ha ragione, io le sto dicendo quello che stiamo facendo noi. Dopodiché lei ha legittimamente tutte le critiche, io le sto dicendo quello che stiamo facendo noi. Sì. Abbiamo fatto due cose: abbiamo iniziato a pagare mettendo in campo 40 miliardi, di cui 17 già erogati, e abbiamo iniziato un percorso di compensazione per il quale, se uno ha dei crediti e ha dei debiti, possa cominciare diciamo, a compensarli, perché è ridicolo che se io ho dei crediti non posso prenderli, e se ho dei debiti devo pagare. Sì, sono però, due norme. Onorevole, mi perdoni, ma comunque voglio dire che io non metto in dubbio la vostra buona volontà, no, non è buona volontà, però sa, le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Sì, ma dice, questa non è la strada dell'inferno, è no, perlomeno vabbè, quella del purgatorio. Per chi fa il mio lavoro, guardi, è peggio che l'inferno. No, il problema, mi scusi, il problema è non dire le cose diverse da quelle che sono. Lei può dire non sono sufficienti, non sono ma non dire che non sono. Scusi, queste cose ci visto sono. Che lei fa parte di questo governo. Lo dico per correttezza, reciproca. No, ma ci mancherebbe altro, ma stiamo spaccando il capello, che è detto da me, stiamo spaccando il capello in quattro. Voglio dire, ma lo Stato deve circa quanti? 110, 120, 100 miliardi. Voi state erogando 17 miliardi. Avete detto che ne darete 40 miliardi entro la fine del 2014. Mi pare di aver letto in qualche parte che di questi 17 miliardi sono arrivati fisicamente alle aziende che li avanzano circa 6 miliardi. O forse ho qualche dato di un po' vecchiotto, ma circa 6 miliardi. Cioè, è come dire allora che di 10.000 euro che avanzavo da lei, che lei è un mio cliente, stia al gioco delle parti, lei mi dà 600 euro dopo 2-3 anni. Capisco che non è colpa sua perché lei è arrivato oggi, ma mi scusi, lei ha idea il Giappone, che è uno stato come noi, no? Normale, non è che sono un po' diversi, ma voglio dire, il Giappone ha stanziato, lo Stato giapponese ha stanziato per il 2013, il 2014, dopo Fukushima, i problemi che hanno avuto, ha stanziato in euro 1.100 miliardi di euro per far riprendere l'economia, per sviluppare economicamente il Giappone. È come se in Italia noi stanziassimo 365 miliardi di euro rapportati ai prodotti interni lordi per far ripartire l'economia. Noi in Italia abbiamo problemi a erogare. No, ma che 60? Ma 17 miliardi perché ne hanno dati 6, capisci Lanzarini? E questo è il problema. Noi non abbiamo. Il Giappone è svalutato, però. Ma il Giappone, il debito interno. Il Giappone ha un debito interno del 230%, ma sa cosa dicono i giapponesi del loro debito? Io me ne frego, perché il debito è interno e perché io mi stampo gli yen, li stampo finché voglio, fino a non fare crescere l'inflazione, ma di inflazione addirittura hanno l'inflazione negativa in Giappone perché lavorano bene, perché è uno Stato che produce, ha un'economia attiva, sono bravi, sono come noi italiani. Noi ci stanno portando via, lei che è sottosegretario all'economia, lei lo sa che noi abbiamo perso negli ultimi 5 anni quasi il 25% di produzione industriale. Quella non ce la ridà più nessuno, perché? Perché non abbiamo i soldi. Sì, ma vede, quello che io contesto mi perdoni, ma prendere un po', sono un imprenditore e parlo da imprenditore. No, ma lei fa bene, siamo qua apposta per confrontarci. Quello che io contesto del suo ragionamento è che in questa strada ci sono 10 buche
io ne sto coprendo 2 e lei mi dice 8 sono vuote. È vero, ma intanto io le dico che 2 le stiamo coprendo. Non è sufficiente? Non è sufficiente. Ma viva Dio, quando è che lo affrontiamo il problema di questo paese se tutte le volte non ci diamo una mano a vedere le cose che si possono fare ed è tutto negativo, Cioè, è tutto sbagliato. Bastava far pagare anche i 95 miliardi per le macchinette e le slot machine. Ad esempio, le slot machine, vede, se un imprenditore ha un debito con Equitalia di, faccio 1.000 euro, sto facendo un parole, deve versare 1.000 euro. Qualche politico aveva 95 miliardi da pagare allo Stato per via delle slot machine, degli introiti ricavati dalle slot machine, e l'hanno ridotto a 500.000 euro, che diventerà 1 milione di euro, ma ne avevano 95 milioni di euro da pagare allo Stato. Miliardi. Non sono stati pagati. Ma guardate che viviamo in uno Stato di diritto e noi abbiamo delle cause. Questi signori hanno fatto causa allo Stato e le stanno vincendo. Noi abbiamo chiesto che ci diano 600 milioni e ce ne hanno dati 230, e quindi noi oggi siamo in difficoltà e finisce che hanno ragione loro, perché sono ricorsi, cioè, quindi mettiamoci in un quadro, diamoci tutto lo scenario, no? Cioè, perché sembra che ci sia tutto fermo, questi signori delle slot machine. Onorevole, ma le leggi le fate voi? No, non c'entra le leggi, no. Il professor Casen, quando diceva prima che uno è arrivato, ha detto: mi avete rotto le scatole, adesso le leggi le faccio io. Cioè, funziona un po' così, cioè, ma lei ritiene, lasciamo stare le slot machine, ma lei ha idea, per esempio, quando è stata la vendita della Telecom, no? Che sono stati multati con l'anello, che fatalità è il figlio che è uno dei vostri maggiorenti, ma è solo una coincidenza, ci mancherebbe anche altro. A pensare male, questo diceva quell'altro, che si fa peccato ma spesso si indovina, che avevano preso 1 miliardo e 950 milioni di euro di multa perché avevano fatto le plusvalenze in Lussemburgo con la vendita della Telecom, con la Nino Gnuti. Sa sta storia qua, no? Sa, hanno transato con l'ufficio delle entrate, con la finanza, con lo Stato, con il suo ministero, hanno transato 156 milioni di euro, 150, qualche anno fa. Ma è ovvio che non me la prendo con lei, onorevole. Simpatico lei, però non è un problema personale, se deve prendere con me se la prende pure. Non me la prendo con lei. È perché poi se no si capisce perché la gente telefona, no, e dice solo che va tutto male e che la politica è tutta sbagliata. Però è vera sta roba qua. Perché no, non è vera. È vera, non sì. è vera che non quello che ha dei detto 156 milioni di euro, è verissima. Scusi, no, sta dicendo che non è vero che cioè, noi non possiamo continuare, perché se no la politica è tutta sbagliata, i preti sono tutti sbagliati e gli imprenditori sono... No, non funziona così. Funziona che ci sono politici seri e non seri, imprenditori bravi e meno bravi e così via. Baretta, è giusto quello che dice lei, che non è vero che tutti sono in difetto, però i risultati, che alla fine sono quelli che contano, sono questi. L'errore, mi scusi, poi mi taccio, l'errore è di disegnare, come fa il professore, di disegnare l'idea che lì c'è la politica, poi tutto il resto è perfetto. Guardi che la società, noi purtroppo, noi siamo anche gente della società come tutti noi, non è che c'è la perfezione da un lato e l'errore dall'altro. Cominciamo a dirci che quando in un paese ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, credo che la questione ce l'abbiamo un po' tutti, ed è un problema di cultura della legalità. È vero, sì. Per dire che quindi allora mettiamoci un po' per una volta dalla stessa parte nel spiegare ai cittadini che dobbiamo fare tutti un salto di qualità verso la legalità. Ho la pubblicità, però è vero 100 miliardi di evasione, però quei 100 miliardi delle slot machine si equivalgono ai 100 miliardi delle evasione. E dopo volevo domandare sulle slot machine sta cosa, però perché... Prego, perché ho la pubblicità, siete rapidi. Allora, 2 cose. Lei dice metti la politica, tutti buoni, tutti cattivi. No, non è vero. Non è tutti buoni da un lato, tutti cattivi dall'altro. È che io, da una persona che si siede in Parlamento, mi aspetto di poter dire a mio nipote: prendi esempio. Scusi, no, perché lei non può dirmi, non può farmi il discorso, siccome c'è tanta gente in carcere, tanti delinquenti in Parlamento. Poi lei ha citato lo Stato di diritto. No, ha ragione. Lei, siccome sono 600 quelli in Parlamento, lei si prende i nomi e cognomi e dica a suo figlio: di questi prendi esempio e questi no. Io non devo prendere i nomi e cognomi, io vedo i risultati e dai risultati dico: questa politica non funziona. Questo dico. Il presupposto è perché se lei va in ospedale e muore, lei dice che l'ospedale ha fatto male.
anche se poi il medico Sì, dice in vabbè, ferie, ho capito, perché ma non non è possiamo che- andare a cercare il caso specifico. Scusi, dopo lei ha citato lo Stato di diritto. Momento, l'ha citato come fosse come dire, una bandiera da difendere. Lo Stato di diritto è quello nel quale nulla si può fare contro la legge, ma tutto si può fare con la legge. Tutto! Allora, scusi, tutto si può fare con la legge. Professor Manocase, ora pubblicità. Professor Manocase? Io ho una perplessità, cioè sono, scusate, molto pratico perché sono abituato che se i problemi li risolvo in giornata, bene, domani mattina ho perso soldi, dopodomani ho chiuso, no? E quindi non riesco a capire perché il 40% di tutte le slot machine che non pagano, il 40% è disattivato, non è collegato col computer. Non capisco un'altra cosa, addirittura allora vuol dire che abbiamo fatto un calcolo, quei 98 miliardi, non sono 98 miliardi. Sono 220. Più 200 e rotti, 245 miliardi che si sono fottuti. Ma scusate, abbiamo la Guardia di Finanza, fa il giro campione e va a vedere queste slot machine se sono collegate, ma d'altro canto controlla. Dopodiché, siccome c'è un computerone che sa quanti soldi accumulano, quanto vincono, e una volta che questi vengono disattivati, dopo 30 secondi arriva qualcuno e gli mette una multa, gli chiude il bar, gli chiude quello che deve chiudere, insomma. Cioè, non è che possiamo aspettare 10 anni perché paghino e poi alla fine fanno ricorso al TAR, al Consiglio di Stato e vincono pure. Io dico, domani mattina, ma quello che io mi domando, se qualcuno entra nella mia azienda e chiede di me, mi trova, e se c'è qualcuno, come è successo anni fa, è venuta la Guardia di Finanza, io ho risposto personalmente e ho messo a disposizione tutto quello che era necessario. Ma la politica dove sta? Cioè io vorrei avere una persona, non una, 900 persone che si prendono l'onere di decidere in tempo reale. E questa non esiste e ne abbiamo avuto contezza perché alla fine di tutta la filosofia di prima è stata fatta per un semplice motivo, perché le banche a breve saranno controllate dalla BCE e quindi erano sottocapitalizzate e avrebbero avuto delle grosse problematiche. Questo è stato il provvedimento che è stato fatto il giorno 27. Ma quei 900 milioni che hanno risparmiato di multa, di tassa, perché non li hanno immediatamente, lo Stato ha detto, vabbè, te li tieni, non li paghi, ma li metti a disposizione di qualcuno? Certo, e seconda cosa, perché li devo mettere a disposizione al 7, 8, 9, 10, 12%? Non c'è qualcuno che controlla? Perché è chiaro che vanno a fottere quelli che non sanno fare i conti. Io ho una discreta amministrazione, se sbagliano ce ne accorgiamo abbastanza rapidamente, o così abbiamo l'impressione magari, ma non sarà neanche vero. Ma bisogna che funzioni questo Stato. E con chi, mi domando, se non sono i politici, inventiamoci un altro nome, inventiamoci un'altra casta, inventiamo un'altra... Io avrei un numero su questo e dopo chiudiamo, ma io un secondo. Parliamo al sottosegretario. Ho la pubblicità a San Maso, prego. Se vuole dire se è rapido... È più che rapido, è un dato. Parliamo di contestualità proprio sulle slot machine. Voi sapete che l'Italia detiene 1/3 dei giochi internazionali su internet a livello mondiale, cioè l'Inghilterra che l'ha inventati è al 5º o al 6º posto. Quello che mi fa specie di adesso, perché nessuno dice che la tassazione negli ultimi 9 anni sui giochi è calata dal 27% all'8%, quando tutte le tassazioni sono aumentate? Perché nessuno mi dice che su quelle online c'è solo il 5% che ci guadagna lo Stato? Perché uno pensa che più si gioca, più guadagna lo Stato. Errore madornale. Voi sapete quanto ha introitato lo Stato italiano nel 2012 dalle slot machine? Ha introdotto una media tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Benissimo. Sapete quanto ne spende per la cura i CERT del GAP, che serve la malattia derivante dal gioco d'azzardo? Tra i 7 e i 9.
E dov'è il guadagno per il popolo se li italiano? guarisce E non questi sono guadagna dati più. di adesso. Ho la pubblicità. Volevo solo dire una cosa all'onorevole Barletta questa sera, al centro di attenzione così, un riferimento non c'entra con le banche, però mi è venuto proprio per i fatti accaduti recentemente a Prato, ha preso fuoco un laboratorio di clandestini cinesi, sono morti 7 poveri cristi, senza che nessuno sapesse nulla. Mi domando, nel ragionamento che faceva il professor Manocase, onorevole Barletta, se Cesaro ha un'impresa locale, italiana, e la apre e ha 1000 controlli, chi va a controllare i vigili del fuoco, l'INPS, l'INEL, la sanità e tant'altro. Possibile ci sono non so quanti laboratori cinesi in Italia e nessuno li controlla? Come mai? Perché chi decide? La politica lo sa, se lo sanno le Iene, stessa notizia il giornalista, tanto meglio lo potrà e lo saprà la politica. Perché non prende decisioni? Questo è un problema che lo Stato non ha mai risolto, o ha degli interessi assieme o non ha mai risolto. No, ma guardi che ci mettono 30 secondi e... Allora c'è una legge fatta benissimo, e devo dar merito ai politici, che si chiama la 231, dove io sono trasparente. Sanno esattamente se i miei dipendenti sono malati, che tipo di malattia ha, se hanno turbative anche psichiche, tutto sanno. Come è fatta qua, se io ho le scale giuste perché la gente in caso di disastro possa scappare, se la larghezza dei corridoi corrisponde, se le porte si aprono in maniera giusta, tutto sanno, e ogni anno giustamente investo una cifra perché vengono a controllare e vengono a fare l'esame delle persone e delle cose e dell'ambiente. E come mai non sanno dei cinesi? Ma mi scusi, ma lo fanno apposta. E quando, mi scusi, il questore interrogato dice ma ci sono sicuramente delle cose, ma questo dove campa? New York? Perché non è che ci troviamo in una città di 12 milioni di abitanti dove dice Prato è un paesetto, è come dire cittadella, poco più, no? Per cui uno va dentro, apre 57 capannoni, va dentro e in 30 secondi ha capito dove stanno. Ma non ho capito io, ma è possibile che non si prende questa persona che non fa il suo mestiere e lo si sbatte fuori, e debba essere sempre un magistrato che si prende carico di questa cosa prendendo addirittura parolacce perché è solito persecutore non so di che cosa? Ma chi fa funzionare lo Stato oggi sono i magistrati, e questo è il paradosso dell'Italia. Andiamo in pubblicità, poi parleremo del Porcellum, che siamo un po' anche in ritardo, tra poco rimanete con noi.